Buongiorno e benvenuti a Cosa c'è di nuovo, notizie dal web e non solo di oggi, mercoledì 30 novembre. Nessuna marineria è unita, non esistono marinerie unite, non c'è unione nel settore in tutta Italia e non è mai esistita, ci dice un marinaio che ci scrive da Pescara, a confermare la situazione che viviamo anche a Chioggia. Si pesca anche di sabato e di domenica, anche a Pescara con lo strascico, ma i marinai non sono soddisfatti. Già con i 3 giorni si raggiungono le 72 ore e sono più che sufficienti, ci dicono. Fino a quando le ore di pesca non sono regolamentate dallo Stato, ribadiscono, nessun armatore rinuncerà a uscire per pescare anche nei fine settimana. Se lo Stato concedesse 120 o 150 giorni di pesca all'anno, gli armatori li vorrebbero portare tutti a buon fine. Il prezzo del gasolio ora è dovunque troppo alto, costituisce ancora il costo maggiore nel bilancio dell'attività di un peschereccio e la quota di un marinaio difficilmente arriva ai 2000 euro mensili, che dovrebbe essere comunque una paga normalissima per un pescatore considerando le ore che passa in mare e il tipo di lavoro che fa. L'unione nella pesca non è mai esistita, ribadisce, ricordando che all'inizio del conflitto russo-ucraino, con i primi aumenti del gasolio, si è provato a scioperare insieme per dare maggior voce alla protesta, senza però riuscirci. Ora si soffre, si esce per poco, si guadagna poco, ma l'insoddisfazione nel settore la si vede dal fatto che i marinai italiani stanno lasciando il posto agli extracomunitari, provenienti dal Senegal, Tunisia e da altri paesi. A Pescara di italiani sono rimasti solo i capitani, mentre da Civitanova Marche verso sud gli equipaggi sono composti totalmente da stranieri. La scelta di uscire in mare o rimanere in banchina non è più una scelta. Se si muove uno, si muovono tutti. Se non c'è una norma dall'alto che obblighi a stare in banchina, nessuno rinuncerà a una pescata, conclude. Ma chi è che, potendo scegliere, andrebbe a lavorare il sabato e la domenica piuttosto che stare con la sua famiglia? E soprattutto, cosa si potrebbe fare per migliorare le cose? Allora siamo alla Camera, la pescheria della Camera. La novità è le ostriche. Praticamente c'è una nuova confezione, come potete vedere dall'immagine, costa 15 euro il chilo, sono una decina di ostriche, il prezzo è buono e sono veramente ottime. Una novità tecnologica, aprire le ostriche non è facilissimo, queste invece sono preparate, cioè praticamente hanno fatto un sistema in cui c'è una parte dell'ostrica che è stata già lavorata, c'è un prodotto organico, quindi assolutamente che non dà nessun problema, e all'interno di ogni confezione c'è un vero e proprio piccolo bisturi che, come potete vedere, rende facilissima l'apertura dell'ostica. Ieri mattina, 29 novembre, su ordine della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Venezia, i finanzieri del Comando Provinciale di Venezia hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare personale emessa dal GIP del Tribunale Lagunare nei confronti di 2 persone di 65 e 57 anni, residenti nella provincia di Venezia. I due erano soci di una società che operava nella vendita di energia e nella manutenzione di caldaie che era fallita. Negli anni aveva contratto debiti nei confronti dell'erario per 1.200.000 euro. La misura cautelare si è resa necessaria in quanto i due, nonostante il fallimento, continuavano la propria attività economica attraverso altre 2 società, trasferendo alle stesse il pacchetto clienti-fornitori, reimpiegando parte dei dipendenti della società fallita e continuando a non adempiere alle obbligazioni fiscali. Alla libreria Pegaso a Borgo San Giovanni, Chioggia, il Natale arriva prima. Per tutto il mese di novembre una super promozione su quasi tutti gli articoli presenti in negozio. Passa a prendere i tuoi regali di Natale alla libreria Pegaso. Il Consiglio regionale Veneto, che si è tenuto ieri, ha approvato all'unanimità la mozione presentata dal capogruppo di Fratelli d'Italia, Enoch Soranzo, a favore di agevolazioni per gli accompagnatori di utenti del trasporto pubblico locale appartenenti alle cosiddette fasce deboli, in modo da avere tariffe agevolate estendendo le categorie di coloro che ne avranno diritto.
Voto unanime anche per la mozione presentata dalla consigliera Simona Bisaglia, Liga Veneta, che impegna la Giunta regionale a farsi portavoce presso i ministeri di riferimento perché la sede dell'Ispettorato del Lavoro di Rovigo torni in Veneto e non sia più subordinata all'ufficio provinciale di Ferrara, al quale è accorpata dal 2017. Approvata all'unanimità infine anche la mozione presentata dalla capogruppo di Forza Italia Elisa Venturini, volta all'applicazione dell'IVA agevolata al 10% per l'erogazione di energia elettrica e fornitura di gas nelle strutture di accoglienza collettive quali centri di servizio, case di riposo, residenze sanitarie e assistenziali. Simpatico siparietto tra il capogruppo del Partito Democratico Lucio Tiozzo e il sindaco Mauro Melao durante il Consiglio Comunale di ieri, con l'interpellanza di Tiozzo che chiedeva al sindaco come mai avesse dato 5 deleghe ai consiglieri comunali di maggioranza e non avesse date, come si era impegnato pubblicamente, a dare delega ai rappresentanti di Energia Cinica per le attività di smantellamento dell'impianto di GPL. Lucio Tiozzo, durante la articolata lettura dell'interpellanza, ha supposto ad una incertezza, una difficoltà del sindaco a mantenere quell'impegno preso pubblicamente, ma il sindaco ha ribattuto di aver evitato al momento e solo per il momento di dare delega a Roberto Rossi perché aveva visto difficoltà e incertezze, praticamente ripetendo quello che aveva detto Lucio Tiozzo, all'interno delle minoranze per la nomina del membro della Commissione Pesca che vide in disaccordo tra le minoranze. Detto questo, sulla vicenda dello smantellamento dell'impianto di GPL ci fa specie che nessuno in consiglio comunale, dal sindaco a qualsiasi consigliere, ricordi che nella sentenza del TAR, assolutamente sfavorevole alla Socogas, venne chiarito in maniera molto chiara e precisa che nelle somme per l'indennizzo per la legge ad societatem non erano comprese le spese di smantellamento e ammesso e non concesso che l'impianto venga smantellato, non sarà certo per le azioni di Roberto Rossi che ha utilizzato ad arte il terrore sull'impianto di GPL con il vero e unico obiettivo di tornare in consiglio comunale da sindaco, invece c'è tornato da consigliere. Le passate campagne di Rossi, non Mose, sono state una sorta di rodaggio utilizzato poi contro l'impianto di GPL. Oggi è evidente a tutti quanto furono stupide e infondate le campagne politiche dei no Mose. Non mancherà molto che anche sull'impianto di GPL si capirà di come è stato architettato il tutto in perfetta malafede da Rossi e compari. Nel link in descrizione la registrazione dell'interpellanza di Lucio Tiozzo con relativa risposta del sindaco. Torna a Chioggia domenica 11 dicembre la Babbo Running, 12ª edizione. Si tratta di una corsa o camminata che si svolge in tutta Italia, aperta a tutti. Unica condizione partecipare vestiti da Babbo Natale. Lo scopo della manifestazione è quello di far avvicinare quante più persone al mondo dello sport e del benessere, tra solidarietà e divertimento. A Chioggia si terranno una corsa non competitiva di 6 km e una corsa competitiva di 8 km. Ci si ritrova alle 9 al Babbo Running Village, area allestita sottomarina e dedicata esclusivamente ai partecipanti. Partenza alle ore 10 e arrivo sempre a Sottomarina. La mission della competizione è il sostegno all'Emporio della Solidarietà, associazione che distribuisce generi alimentari a chi è in temporanea difficoltà. Il costo dell'iscrizione è di 15 euro e comprende la tenuta completa di Babbo Natale, inclusa barba e cappellino.
Buongiorno, Carabinieri Chioggia? Sì, con chi parlo? Sono Andrea Comparato, salve. Segnalano un BMW, ti do la targa, Sì. Verona-Napoli, Bologna. Non è una targa italiana, la macchina mi dicono che non è del posto ed è parcheggiata. Mi dicono che la macchina dentro ha tante cose in confusione e dopo magari non è niente di particolare, però ve la segnaliamo, vedete voi se è una cosa che... No, mando la pattuglia a verificare se effettivamente è pure parcheggiata poi sul marciapiede. Sì, però la chiamata onestamente non è perché per contestare che è sul marciapiede, è perché adesso inverno è una macchina sospetta, però ripeto, magari non è nulla di che, hai capito? Però insomma, così, insomma. Ascolti, le ripeto la targa. Sì. Verona Napoli 044 Sì. Y W, Sì. bravo. Posso mandarti anche la foto se vuoi, se avete un numero che mi dici ti mando la foto. No, la targa io adesso mando la pattuglia a verificare sul posto. Va bene, ok. Va bene? Grazie. Non è per fare la parte del bravo ragazzo, che non sono mai stato bravo e non sono neanche più un ragazzo, ma è per sollecitare i nostri concittadini a essere attenti e a prendere nota di situazioni che possono creare dei sospetti. Prendete le targhe, meglio anche se fate le foto, e avvisate le forze dell'ordine. Non dovete avvisare Chioggia Azzurra, dovete avvisare le forze dell'ordine. State tranquilli che non succede niente, ma le forze dell'ordine hanno il bisogno dell'assistenza della cittadinanza, così si risolvono tantissimi casi. Anno nuovo, agenda nuova. Vieni a scegliere la tua agenda o il tuo calendario per il 2023 alla cartoleria Pegaso a Borgo San Giovanni a Chioggia. Ricordandovi che la farmacia di turno oggi, mercoledì 30 novembre, è la farmacia all'Adriatico in Viale Mediterraneo e Sottomarina. Vi saluto, vi ringrazio e se volete ci vediamo in negozio alla cartoleria Pegaso a Borgo San Giovanni. Ciao a tutti!